cose io mi ricordo perché la sera prima ero passato per Longarone perché ero andato a prendere mio zio all'ospedale in Cortina, quindi molto probabilmente sono stato anche uno dei fortunati che non è passato in quel momento, e in quell'occasione avevamo detto vergogna. È successo a Lampedusa dopo 50 anni e continuiamo a dire vergogna. Questo significa che abbiamo, senza fare retorica, e diventa anche facile magari farla, abbiamo una classe politica che bada a tutto fuorché cosa sta succedendo sul territorio, cosa sta succedendo nel paese, e quindi diciamo che abbiamo una classe politica purtroppo che è distante anni luce da quello che sta succedendo e da quello che il paese sta vivendo. Ringrazio, è il terzo incontro che faccio insieme a Giancarlo Pagliarini e a Chiara Maria Battistoni. Vi ringrazio perché noi abbiamo bisogno di creare una cultura federalista, di cambiare il modo di pensare che abbiamo, ma soprattutto dobbiamo far conoscere alla gente cosa significa federalismo, perché in questi anni troppo abbiamo parlato di federalismo senza spiegare cosa significava, ma solo per slogan politico, e in funzione di questo slogan politico si è abusato di questa parola e si è pensato più al tornaconto personale che non alla effettiva, come possiamo dire, necessità del paese. Sono emozionato ad essere in questa stanza perché è bellissima, è la prima volta che la vedo, ma sono anche incazzato per un'altra cosa. Se noi pensiamo, mi ricordo dei miei studi che ho fatto, che Feltre, se non erro, è una città fondata dai Romani, o perlomeno serviva ai passaggi dei Romani per andare in battaglia. Sono passati 2000 anni, oggi noi siamo qui in questa sala e chi ci comanda sono ancora i Romani. Questo dovrebbe farci pensare. Sono 2000 anni che noi, non dico sopportiamo i Romani, ma non siamo in grado di poter determinare la gestione del nostro territorio. Questo dovrebbe farci riflettere. Allora significa che noi abbiamo due pesi: da una parte chi non vuole che cambi nulla, e da un'altra noi che vogliamo gestire il nostro territorio. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo culturalmente far partecipare il più possibile le persone a un dibattito di cosa significa il federalismo. Perché il federalismo non significa solo meno tasse, non significa solo pagare meno per avere più soldi. Significa anche gestire i servizi del territorio, significa anche avere una identità, che la mia identità di Feltre è diversa dalla mia identità di Conegliano, è diversa dall'identità di Verona, quindi dare la possibilità a ognuno di gestire il proprio territorio. Poi vorrei dire due paroline sull'accorpamento dei comuni, e qui sono d'accordo con i sindaci. E diciamo che posso pensare cosa possono determinare per il territorio, e credo che loro siano in una situazione come questa dei Veroni, perché immagino che si trovano con delle situazioni anche di ordine sociale dove non possono farci niente. E noi abbiamo sempre, a qualche chilometro di distanza, gente che sperpera e butta via le nostre risorse. L'accorpamento dei comuni, io direi che non deve essere fatto per decreto l'accorpamento dei comuni, ma bisogna dare la possibilità ai comuni di avere convenienza per mettersi insieme. Convenienza cosa significa? Significa che comuni possono fare economia di scala per dare ai cittadini dei servizi migliori a un prezzo inferiore. Quindi significa anche mettere in competizione i territori, i comuni,
e quindi dare meritocrazia a chi riesce a gestire il comune in un certo modo. Da questo punto di vista, diciamo che Fare è molto propensa per, oserei dire, a creare una società aperta, una società meritocratica e una società trasparente. Molto spesso io mi vedo, e anche voi lo potete constatare, che non c'è mai la persona giusta nel posto giusto. Diventa facile per un movimento come il nostro appena nato, e oserei dire anche con le mani pulite, fare retorica sulla politica italiana. Però vi voglio far riflettere. Lasciamo stare gli anni prima del 90. Partiamo dalla Seconda Repubblica. Diciamo che una classe politica è stata fatta fuori con mani pulite, quindi si è creata una nuova classe politica. Ma questa nuova classe politica ci ha portato a un fallimento secolare. Allora, il problema principale qual è? Che molto probabilmente noi italiani abbiamo paura di cambiare. Ma abbiamo paura di cambiare perché? Perché abbiamo paura di cambiare nei confronti di movimenti nuovi, come Fare per fermare il declino o altri. Allora io dico sempre quando vado in giro, se questa classe politica ha fallito, credo che più del fallimento non possiamo fare. E quindi se noi diamo la possibilità a delle nuove classi politiche, espressione della società civile, ecco che qui mi riallaccio, cosa può fare la società civile? Deve portare competenza, deve portare entusiasmo, e soprattutto deve portare buon senso e onestà. Sembra di dire, anche quelli di 20 anni fa mi sembravano onesti. Certo, però allora bisogna creare le condizioni per cui il politico non possa diventare corrotto. Come possiamo farlo? Possiamo togliere la possibilità di gestire l'economia italiana. Questo è fondamentale. Se noi togliamo la possibilità ai politici di nominare i consigli di amministrazione delle società, dobbiamo togliere ai politici la possibilità di nominare gli amministratori delegati, dobbiamo togliere ai politici la possibilità di nominare la burocrazia, perché tenete presente che il problema non è tanto il politico, perché il politico si può cambiare, l'abbiamo dimostrato che possiamo cambiare il politico. Ma il problema principale è che noi dobbiamo culturalmente pensare che dobbiamo cambiare la classe dirigente italiana ed in modo particolare la classe burocratica. Perché poi quando il politico va a Roma gli viene messo sotto mano solo per firmare. Il ministro Pagliarini, io lo ricordo da tanti anni, io mi ricordo, se lui si ricorda, che in una giornata, non mi ricordo il frangente, però mi sembra che allora c'era il ministro Maroni, il ministro degli interni, che firmò senza rendersi conto quello che aveva firmato. Ecco che noi in politica dobbiamo mettere la gente che sia in grado di gestire la politica, che abbia competenza per gestire la politica. È inammissibile che un ingegnere venga messo al bilancio o un ragioniere venga messo all'agricoltura. Dobbiamo cominciare a mettere le persone al posto giusto, quindi è la meritocrazia, non l'amico dell'amico o l'amico del trombato del partito perché deve essere messo e quindi non ha più la possibilità di. È proprio di questa mattina, per esempio, in un ente regionale dove il consiglio di amministrazione, che prevede 3 in consiglio di amministrazione, sia stata cambiata a 4 perché dovevano inserire un trombato della politica. Ecco che io dico sempre ai cittadini,
non abbiate paura di cambiare, perché peggio di così si muore. Quindi fare diventa un'entità pragmatica che pensa il bene del paese. Se voi pensate bene come è nato Fare, di solito nella storia italiana sono nati i partiti e poi sono nati tutti i programmi di quel partito. Ebbene, per la prima volta, smentitemi, ma mi pare che sia per la prima volta che prima sia stato scritto un programma, ma un programma dettagliato su quello che serve per uscire dalla crisi e su quello che serve al Paese. Noi abbiamo creato i nostri 10 punti e quei 10 punti sono la Bibbia del nostro movimento. Se voi li andate a leggere, noi li abbiamo spesi in campagna elettorale e quando in campagna elettorale dicevamo certe cose, oggi sono ancora più valide di ieri. Noi l'abbiamo rivisto quel programma e abbiamo ritenuto che non serve cambiare niente. Quando noi dicevamo in campagna elettorale che questa politica non cambiava e sarebbe stata un fallimento totale, questa è la dimostrazione. Vi faccio meditare un attimino. Negli ultimi 20 anni su cosa si è basata la politica italiana? ICI e IMU. E nient'altro. Abbiamo distrutto un tessuto industriale pur sapendo che il futuro ci riservava una trasformazione globale della società. Se noi andiamo ad analizzare la Germania cosa ha fatto, si è data una strategia 10 anni prima ed è arrivata all'appuntamento in maniera perfetta, oserei dire quasi perfetta, mentre noi stiamo arrancando, stiamo uccidendo le aziende, stiamo uccidendo la speranza della nostra gente. E quando mi dicono, oggi ho sentito in un altro convegno, che il sogno del Nord-Est è finito, scusatemi, ma mi viene voglia di incazzarmi davvero. Perché il sogno del Nord-Est non è morto per merito degli imprenditori, non è morto per merito delle imprese, è morto per merito di questa burocrazia, di questa politica che non è in grado di gestire il paese. Le aziende perché se ne vanno? Ovviamente perché in Italia diventa difficile fare impresa. Alle volte mi domando, io non dovrei prendere uno stipendio solo come imprenditore, dovrei prenderne tanti di stipendi come imprenditore, lo dovrei prendere come sociologo perché devo sapere cosa sta succedendo ai miei dipendenti. Devo essere un medico perché devo gestire da un punto di vista medico i dipendenti. Devo perfino fare il prete perché devo capire i problemi che hanno i miei dipendenti. Devo addirittura sostituirmi allo Stato e devo fare il sostituto di posta a 0 lire. Tenete presente che se per caso mi dimentico di versare il sostituto di posta, sono perseguibile anche penalmente. Sono perseguibile penalmente anche se all'interno della mia azienda qualcuno si fa male e non è colpa mia. Diciamo che è ora di finirla di scaricare sempre e comunque sull'impresa tutti gli oneri, tutti quegli oneri che lo Stato non è in grado di gestire. E qui potrei andare avanti fino a domani mattina. Però quello che mi sento di dire è fare in una situazione come questa dice che questa politica se ne deve andare a casa e deve essere sostituita da gente che molto probabilmente potrebbe trovarsi anche tra di noi, perché la società civile può esprimere delle competenze che lì a Roma non troviamo. Io mi ricordo una vignetta oggi che mi dice: i migliori cervelli se ne vanno a letto.